È stato riaperto il Parco Ragazzi del 99 dopo l'incidente di lunedì scorso, quando la copertura del palco allestito in occasione del concerto di Elisa, che era stato programmato per martedì 28 giugno, è crollata. Ricordiamo, in quell'occasione 2 persone sono rimaste ferite, fortunatamente in maniera non grave. È stata definita una tragedia sfiorata perché proprio gli operai, gli addetti ai lavori, in quel momento si trovavano in pausa pranzo, quindi sono soltanto 2 le persone che sono rimaste ferite, ricordiamolo, in maniera non grave. L'area, come vedete, è interamente transennata in attesa del dissequestro, ma il parco è tornato a essere fruibile dai bassanesi. Intanto proseguono le indagini di Carabinieri e Spisal per capire cosa possa aver provocato il crollo di parte della struttura, attendendo che la procura nomini un perito. Il concerto di Elisa al Parco Ragazzi del 99 è stato spostato al 3 agosto prossimo, portando avanti, nell'ambito del tour Back to the Future, il progetto legato alla tutela dell'ambiente.